Attraverso la linea 2 e 3 dell'avviso Green e Blue Economy dell'assessorato regionale al lavoro, la nostra agenzia formativa Evolvere proporrà dei progetti nel territorio della Barbagia, Mandrolisaia e Gennargentu. Abbiamo infatti scelto di partecipare al raggruppamento strategico con il GAL, il gruppo di azione locale BMG. I progetti riguardano l'accompagnamento alla creazione d'impresa, quindi nello specifico l'avviso 2A, il nostro progetto si chiama ProGreens ed è in fase di avvio. Stiamo infatti per partire con l'analisi dei fabbisogni a conferma di ciò che abbiamo proposto nella fase di progettazione. Le aree di specializzazione sulle quali andremo a lavorare sono in linea con il piano di azione del GAL e riguardano nello specifico il turismo e l'agroalimentare. Attraverso invece il progetto 3A, di cui abbiamo saputo di essere stati ammessi a finanziamento proprio qualche giorno fa, riguarda invece l'attività formativa, ma le aree di specializzazione sono comunque sempre le stesse, quindi il turismo e l'agroalimentare. Il progetto 3A sta appunto per essere avviato, quindi anche in questo caso partiremo con un'analisi dei fabbisogni a conferma della progettazione. Mi chiamo Andrea Dentoni, ho 36 anni, sono il fondatore di Arias Eyewear, una ditta artigianale che si occupa di produzione occhiali su misura. Arias nasce nel dicembre del 2015, dopo la partecipazione alla borsa di studio messa a disposizione da Sardegna Ricerche. Il bando si chiama Generazione Faber, dove venivano selezionati progetti di giovani laureati disoccupati e io appunto ho partecipato a questa borsa di studio presentando inizialmente un progetto che riguardava la produzione di complementi d'arredo in cemento strutturale. Successivamente è stato modificata il progetto e ho presentato una piccola collezione di occhiali artigianali in legno. Questo perché gli strumenti che c'erano a disposizione nei laboratori del Fab Lab di Sardegna Ricerche mi consentivano di sviluppare più il secondo progetto rispetto al primo, e così è partito il percorso di Arias. C'è stato un anno di sviluppo dove grazie alla borsa di studi avevo a disposizione 1.500 euro come premio finale per la presentazione del progetto e 1.500 euro per acquistare materiale per appunto sviluppare il progetto, quindi materiale legno, cerniere, lenti, insomma per provare a realizzare un occhiale. Finito questo iter di un anno abbiamo fatto la prima presentazione di Arias a Sinnova, che era il primo salone dell'innovazione in Sardegna, e ci fu subito un grande interesse da parte del pubblico, dove aveva incuriosito questo designer artigiano che creava occhiali in legno con una texture sarda, quindi riprendevo queste texture che si rifanno al disegno delle cassapanche sarde, e quindi la gente si era incuriosita e da lì piano piano è nato l'interesse da parte del pubblico e piano piano abbiamo iniziato ad avere i primi ordini. All'inizio servono degli aiuti concreti. Io grazie al microcredito ho preso un prestito a tasso zero che mi ha consentito di incominciare, quindi di acquistare materia prima, un po' di attrezzatura, insomma tutto ciò che c'è dietro un'impresa. Per ottenere il microcredito si può fare tranquillamente da soli e poi presso l'ufficio del microcredito puoi avere l'assistenza di cui uno necessita senza nessun tipo di problema. Ho vissuto per 10 anni in Toscana, dove mi sono laureato in disegno industriale
L'amore per la Sardegna ci ha riportato nella nostra terra, ci ha preso di soprassalto la nostalgia, quindi dopo 10 anni siamo rientrati io e mia moglie qui in Sardegna. È nata Arianna nel 2012, Arianna fa parte anche del nome della ditta. Arias nasce da Ari, che è Arianna, Andrea e Silvia, che sono io e mia moglie, e così è nato Arias. Noi in Sardegna, come tradizione artigiana, siamo molto avanti rispetto a tanti altri paesi. Basti pensare alla tradizione del coltello, tradizione dei tappeti, della ceramica. Queste nuove generazioni di artigiani che hanno avuto la possibilità, come me, magari anche di studiare fuori, di aprire un pochettino di più la mente, di confrontarsi anche con il resto del mondo, ha permesso di riportare qui un bagaglio culturale e tecnico maggiore rispetto a quello che era presente nel territorio. Questi sono tutti punti di forza per creare poi adesso un nuovo tipo di artigianato, che non è solamente il lavoro in bottega, ma è il lavoro che si fa anche con le nuove strumentazioni che si hanno a disposizione, come stampati 3D, come macchina a controllo numerico, tagli laser, e soprattutto poi anche a livello di comunicazione tramite social. E noi dobbiamo essere bravi, soprattutto le nuove generazioni, a pubblicizzare e a far conoscere i nostri prodotti. Vorrei suggerirvi di mettere a fuoco i vostri obiettivi, inseguirli e non mettersi mai un traguardo. Tutto questo accompagnato da un po' di ambizione, che è il motore trainante di tutta l'impresa. Ciao e buon lavoro! In questo post-it parliamo di competenze, ossia di ciò che sai fare. Una delle voci più importanti del curriculum vitae europeo, quella che ti permette di valorizzarti maggiormente, ma anche quella che va a vedere concretamente un datore di lavoro, ossia cosa effettivamente sai fare. Se hai già avuto a che fare con questo campo, saprai anche che è uno di quelli che ti mette un po' in crisi, e quindi vediamoli insieme. Le competenze sono di diversi tipi, perché nella nostra vita lavorativa, scolastica, formativa o anche personale abbiamo avuto modo di acquisire e sviluppare molte e varie capacità. Ma le più importanti, quelle inserite nel curriculum vitae Europass, riguardano la capacità di utilizzo di lingue straniere, le competenze comunicative, le competenze organizzative e gestionali, quelle digitali e quelle professionali. Niente paura, perché ognuno di noi ha potuto sviluppare nella sua vita, se non lavorativa, almeno personale e scolastica, capacità che riguardano almeno uno di questi ambiti. E come possiamo scrivere le nostre capacità e valorizzarle al meglio? Quello che ti consiglio è di partire dalla tua vita quotidiana, partire dalle tue effettive esperienze per collegare ad ognuna di queste delle capacità e cercare di capire a che livello le possiedi. È fondamentale non scrivere frasi fatte, scopiazzate da altri curriculum o da altri esempi che hai trovato sul web. Devi scrivere effettivamente ciò che sai fare, a che livello e attraverso quali esperienze e ambiti hai acquisito quelle competenze. E se non hai ancora lavorato, perlomeno con dei contratti regolari, in ogni caso non ti preoccupare, perché questa è la voce che effettivamente ti dà la possibilità di valorizzare ciò che davvero sai fare e che probabilmente hai imparato o sviluppato nel tuo percorso scolastico oppure formativo. Bene, il curriculum vitae Europass è pensato proprio per darti la possibilità di valorizzare i tuoi punti di forza e quello che effettivamente sai fare, anche se non hai esperienze certificate o regolari di lavoro.